insomma, dentro a un gruppo di lavoro che da ormai almeno 5 anni lavora in questa idea che il cinema sia una sfida culturale, artistica e non solo commerciale, che sembra un'idea banale, ma che in questo paese non è così banale, è inutile. Un saluto anche da parte degli attori di questo film. Giuseppe Battistone, che per la seconda volta vediamo. Io ho idea che qui molti abbiano visto Io sono lì, e per cui che è stato un piacere tornare a lavorare con ci racconti qualcosa di questa esperienza, anche in riferimento al fatto che anche nel secondo film di Andrea sei tornato con una parte, ad Anita Caprioli, che è un'attrice molto nota che per la prima volta ha lavorato sul set di Andrea, e poi insomma al vero protagonista della prima neve, Matteo Marchella. Se ci raccontate qualcosa. Intanto sono felicissimo di aver incontrato Andrea nel mio percorso. Lui prima faceva riferimento a un modo di intendere, di pensare e di vivere il cinema che ho sposato appieno, in cui ho sempre creduto, per cui proprio l'incontro con lui è stato una delle cose più forti, belle della mia carriera, insomma. E abbiamo fatto riferimento a Io sono lì, che è un film che continua la sua vita in giro per il mondo, che è un film che non invecchia, che continua a raccogliere consensi e che porta in giro la sua poesia. Spero e credo, anzi più credo che spero, che anche questo film farà un percorso altrettanto luminoso e bello. Lavorare poi in un film di Andrea significa mettersi al servizio di un progetto e portare il proprio personale tassello in un grande disegno collettivo, dove è importante davvero la presenza di tutti e l'apporto di tutti. Ha un'attenzione così particolare per il lavoro degli attori, che riesce a far convivere non professionisti, non è il tuo caso ovviamente, e professionisti con una straordinaria armonia. E questo credo che per un non professionista può essere un'esperienza molto bella, molto profonda, ma per un professionista, se posso dirvelo, è un'esperienza davvero unica. E quando porti un film, quando vai a realizzare un film come questo in un territorio, diventa una mutua occasione di arricchimento. Io sono felicissimo che questo film sia arrivato su alla Valle dei Motini, non so perché, ma è arrivato là, e so che è rimasto molto di questo film. Ecco, questo è a mio avviso un modo attivo di operare cultura, di creare cultura, di fare cultura. Ecco, non si tratta di andare a girare un mese di una fiction, si tratta di andare a portare un progetto che poi fa parlare un territorio e fa parlare una popolazione.